Allora, assessore Chisso, tu sai, ti do il tu, scusami, mi permetto sempre di darti il tu, che gli amici del comitato, quello per la legge speciale per Chioggia, sai che c'è questo comitato, eccetera, più volte è andato sui giornali, anche un po' con dei titoli, un po' magari i titoli poi li scrivono i giornali, un po' così provocatori. L'assessore Chisso ha paura del confronto, l'assessore Chisso non si fa vivo su questa cosa della tratta ferroviaria. Non mi sembra che tu sei uno, io non voglio imboccarti, ma non mi sembra che sei uno che si toglie dal confronto, vedo sui giornali, sei spesso con i promotori, con i comitati pendolari. Com'è questa situazione? Perché non vuoi partecipare a questo incontro? Ma incontro di chi? Ma chi sono? Chi è questo comitato? L'amministrazione regionale, io sono dell'amministrazione regionale, si confronta con le istituzioni, nell'ambito di progetti si confronta con amministrazioni, non posso confrontarmi con i singoli cittadini, punto, a capo e porto 6. L'avvocato è un singolo cittadino, sia pur riunito in comitato, cioè non posso colloquiare con tutti i cittadini, colloquio con chi rappresenta i cittadini, quindi con le amministrazioni. Punto. Perché a oggi l'amministrazione comunale di Chioggia non ha ancora chiesto un colloquio su questo tema. Se me lo chiedi o se organizzo un incontro o un convegno da questo punto di vista, io ci sono sempre, come sono sempre stato disponibile a lavorare con tutti. Grazie molte. A voi, grazie.